Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà e in particolar modo dello Spazio Più in collaborazione col SINAPPE. Il SINAPPE è il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Il venerdì è una trasmissione che da più di 8 anni viene dedicata appunto agli appartenenti alle forze dell'ordine, in particolar modo appunto alla polizia, alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria. Ho con me un gradito ospite che è già stato il nostro ospite, ha già parlato appunto attraverso questa radio, Pasquale Gallo, che è un rappresentante del SINAP. Pasquale, sei un rappresentante campano, vero? Sì, rappresentante nazionale del SINAP, ma mi occupo della regione Campania. Ah, io pensavo che ti occupassi anche del Trentino Alto Adige, no? Volentieri me ne occuperei, ma ci sono già valenti colleghi sindacalisti che si sanno far valere. Che sono stati i nostri ospiti già altre volte. Pasquale, dunque, Antonio appunto mi ha detto che tu oggi potevi illustrare quella che è la situazione attuale degli istituti penitenziari campani. Vogliamo dare una rispolverata a quella che è la situazione, le varie criticità che appunto incontrate quotidianamente? Sì, la situazione degli istituti campani è pressappoco, uguale a quella degli ultimi mesi, aggravata dal fatto che nel periodo estivo si sa, vuoi per la calura estiva, vuoi per le condizioni di sovraffollamento degli istituti, vuoi per i piani ferie del personale che comunque hanno diritto a qualche giorno di recupero psicofisico, la situazione ovviamente diventa sempre un po' più critica e richiede sempre un poco di attenzione. A parte il diritto, Pasquale, a parte il diritto alle ferie, ma hanno la necessità, perché considerato che lavorare nelle prigioni italiane, in particolar modo anche in quelle campane non si scherza mica niente, insomma, no? Hanno proprio la necessità, perché sennò uno poi dopo ha un crollo psicofisico. Giustissimo, no, ma infatti è necessario, perché le condizioni di lavoro le conosciamo tutti e voi le conoscete bene visto che seguite da anni la polizia penitenziaria. Sì. E quindi effettivamente è una necessità, oltre che un diritto sacrosanto, ma è una vera e propria necessità, perché bisogna staccare la spina, bisogna ritemprarsi, bisogna rigenerarsi, perché siamo arrivati a situazioni al limite dove molto spesso ci capita di verificare che i colleghi non riescono a smontare dal servizio che è già di 8 ore e sono costretti a prolungarlo anche a 10-12 ore perché magari non c'è la possibilità di dargli scambio. Si verificano anche queste situazioni e il numero di turni notturni al mese è impressionante, quindi effettivamente c'è un bisogno fisiologico di riposarsi. Sì, anche perché la situazione di Campania è proprio questa, ma un po' in tutta la nazione, per esempio, anche in Lombardia, insomma, c'è un grosso sovraffollamento di detenuti e c'è una grave carenza di personale. Sì, noi dobbiamo spiegare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che non sono del settore ma che ci ascoltano che quando uno lavora in un istituto penitenziario italiano non è che appunto finite le sue 8 ore di lavoro può prendere e andarsene fottendosene di tutto. Se capita un evento critico, chi è in servizio in quel momento non se ne va finché appunto l'evento critico non si risolve. E perciò cioè non è che uno appunto dice io ho fatto il mio e me ne vado, no, voi vivete veramente una situazione proprio particolarmente disagiata. È vero, assolutamente è vero, perché molto spesso si dice si sa quando si monta e non si sa quando si smonta, perché si può verificare ad esempio un ricovero urgente di un detenuto in ospedale, quindi si è costretto ad uscire ed accompagnare il detenuto in ospedale e magari terminare il turno quando magari il detenuto viene dimesso, oppure quando ti arriva il cambio se ti può arrivare in tempo, oppure ad esempio in casi di perquisizioni straordinarie, in caso di rinvenimento di oggetti pericolosi. Insomma, sono tanti i casi e gli eventi critici che possono accadere in un istituto penitenziario, per i quali necessita di restare in servizio e non ti puoi rifiutare, ovviamente sei costretto a rimanere,
e tutto quello magari che avevi programmato nella tua vita privata salta e lo devi rimandare. È il nostro lavoro ed è aggravato, ripeto, dalle condizioni di carenza di personale, perché ovviamente se ci fosse la possibilità di garantire i diritti soggettivi a tutto, se ci fosse la possibilità di garantire i turni di 6 ore, perché ricordiamo che i turni di servizio dovrebbero essere di 6 ore, ma molto spesso si assiste a turni già programmati di 8 ore, cioè già 2 ore in più. Ci sono tanti istituti che qui nelle vicinanze di Milano che infatti applicano tranquillamente le 8 ore. Esatto, è già programmato, diciamo, quindi già si parte con 2 ore di handicap, nel senso che già si parte che si fanno 2 ore in più del dovuto. E tutto questo porta a uno stress, ovviamente, porta a uno stress psicofisico, di energie fisiche e nervose, perché ricordiamo che il nostro lavoro richiede una grande concentrazione e soprattutto bisogna dare delle risposte a volte a centinaia di detenuti nella sezioni anche di 100 detenuti, dove un solo agente deve dare risposte a 100 detenuti. Non è semplice. Chi ti chiede una cosa, chi te ne chiede un'altra, e in tutto questo bisogna pure garantire la sicurezza. Insomma, non è assolutamente facile il lavoro dell'agente della polizia penitenziaria, lo sappiamo tutti, però molto spesso, visto che è un lavoro che non si svolge sotto i riflettori, come magari altri lavori, ma si svolge tra le 4 mura dell'istituto penitenziario, molto spesso questo viene dimenticato, e noi ringraziamo appunto chi ci dà voce e chi ci mette un poco sotto i riflettori per far conoscere a tutti qual è la tipologia del nostro lavoro, quali sono gli svantaggi, che ne sono tanti, del nostro lavoro, perché non bisogna pensare soltanto, è vero, è una scelta, c'è lo stipendio, per carità, però ci sono anche tanti svantaggi contro i quali diciamo bisogna combattere tutti i giorni, bisogna rendersi conto, anche perché il carcere amplifica un po' tutto, è una cassa di risonanza, e quindi se uno è stressato il carcere ti amplifica lo stress, e questo non va mai dimenticato. E più c'è stress e più c'è sicuro il rischio anche di sbagliare. Certo, e soprattutto in Italia, se uno poco non so, fa un piccolo errore, lo sanzionano in maniera proprio pesante. Capace che l'extracomunitario che gira col macete minacciando la gente in piena città o spacciando dosi di droga più o meno letale, capace che appunto viene preso e rimandato e lasciato libero, perché ci sono certi giudici, qua a Milano ce ne sono stati un paio che hanno lasciato liberi questi soggetti perché dicevano, ma in fondo questi poveracci se non spacciano come fanno a campare? Cioè, invece quando appunto quando uno di voi capita, non so, un piccolo imprevisto, un piccolo errore, vi mazzolano, insomma. Benissimo, non c'è concesso nemmeno sbagliare, è vero, perché molto spesso poi la prima cosa si va a cercare il colpevole e non la soluzione. Si va a cercare chi ha sbagliato, perché ha sbagliato, ma io credo che la prima cosa bisogna trovare immediatamente la soluzione all'errore, il rimedio all'errore. E poi, per carità, se c'è stato un errore, poi con calma si ragiona e si cerca di capire dove c'è stato un errore, ma più che altro non con quella volontà di colpire, se l'errore ovviamente è in buona fede, ma con quella volontà che affinché non si verifichi la volta successiva. Come si dice, l'esperienza è il nome proprio che noi diamo ai nostri errori. Però è anche vero che chi non lavora non sbaglia, chi lavora è più soggetto a sbagliare. Infatti ci sono tanti, correggimi se sbaglio, spesso e volentieri Antonio Fellone, che a breve ci raggiungerà, per esempio dice che c'è questa abitudine, si è generata un'abitudine nel settore appunto, nel vostro settore appunto, di vincere i concorsi, cominciare a lavorare, poi tanti prendono e passano ad altri ministeri, oppure o si dimettono proprio, facendo altri concorsi, passano ad altri, perché veramente appunto c'è questa situazione, perché alla fine uno veramente si disinnamora anche del proprio lavoro, per quanto uno ci possa tenere. Io conosco gente che ha fatto l'agente prima di custodia e poi della polizia penitenziaria, che si è talmente tanto innamorato del lavoro che adesso che è in pensione, più che pensare alla galera non fa, più che pensare appunto a quello che è la disperazione in cui tanti nuovi agenti vengono lasciati, perché
tu appunto prima parlavi di un agente che deve badare a 100 detenuti, cioè lì sono cavoli senza zucchero, insomma, per usare una battuta. Però appunto succede anche questo, succede che appunto in pratica vi fanno disinnamorare del vostro lavoro, che poi deve essere vissuto come una missione, perché appunto se uno non la vive come una missione non riesce a reggere il carico. È vero, è vero. Di questo ne parlavamo proprio con Antonio, con l'amico Antonio la volta scorsa. Si sta verificando ultimamente sempre più spesso questo allontanamento, queste rinunce, sia prima di partire per il corso, ma anche dopo aver fatto esperienza del corso, non appena giunti in istituto, appena ci si rende conto della realtà con cui si ha a che fare, magari le aspettative erano diverse, perché poi ognuno di noi entra con delle aspettative, ognuno di noi si fa delle aspettative in base alla scelta che fa, poi magari resta deluso dalle aspettative che aveva fatto, ci si mette anche diciamo la delusione dovuta al fatto che magari ci si aspettava che fosse un lavoro meno stressante, meno impegnativo, ma a volte magari non ci si sente all'altezza e si preferisce rinunciare. E sta capitando molto spesso ultimamente, con un evidente danno anche per l'amministrazione, perché comunque spende soldi per formare il personale, e con evidente danno anche per coloro che magari stanno dietro in graduatoria, che avrebbero magari potuto accedere al corso di formazione e a questo lavoro, ma che magari non essendo orientati in graduatoria non sono stati assunti. Però magari quelli che erano stati assunti, che erano in precedenza in graduatoria davanti a lui, poi magari rinunciano. E diciamo questo quindi si crea un doppio danno, sia all'amministrazione, nel senso che tu hai formato una persona che però nonostante tutto poi è andata via, sia a chi aveva una legittima aspettativa ad essere arruolato e non c'è riuscito perché magari gli si è passato davanti. Questo è un problema che secondo me si dovrebbe cercare almeno di rifletterci sopra e trovare una soluzione. Una soluzione, sì. È un po' come quando c'erano quelli che andavano in aeronautica per diventare piloti. Una volta che diventavano piloti però avevano l'obbligo di rimanerci almeno per 3 anni. Non è che appena diventati piloti pigliavano e se ne andavano. Avevano l'obbligo, oppure quello però era già una cosa. Il fatto invece che uno fa più concorsi, comincia a lavorare nel settore carceri, dopodiché appunto in pratica gli offrono anche il lavoro come bidello e preferiscono andare a badare ai bambini piuttosto che badare ai carcerati, anche perché oggi come oggi i carcerati non sono più quelli di una volta, che erano la maggior parte italiani e comunque avevano un'impostazione sì di gente che non voleva lavorare, insomma che faceva dove commettevano reati perché non volevano lavorare, però poi quando si ritrovavano in prigione bene o male si adattavano a quello che era un certo ritmo di vita. Quelli che invece vi arrivano oggi, e penso che sia così anche in centro e in Sud Italia, non è che è solamente un fenomeno del nord, penso che i matti, gli scocciati di testa, i drogati, proprio i drogati persi, quelli vi arrivino tranquillamente anche a voi, no? Sì, ci sono dappertutto, ormai c'è uniformità da questo punto di vista. Ormai le tipologie di detenuti si sono omogeneizzate un po' dappertutto e ci sta sempre, soprattutto nelle articolazioni per la salute mentale, dove si creano molti problemi, perché da quando ci si sono chiusi gli OPG, questi detenuti particolarmente aggressivi e riottosi alle regole, sì, sono in determinate sezioni degli istituti e creano grossi danni e non è facile gestirli, così come il detenuto extracomunitario che magari non ha niente da perdere e ovviamente il ragazzo che arriva fresco dal corso, impreparato a gestire certe situazioni, si vede non all'altezza e preferisce scappare, soprattutto se ha la possibilità di scegliere un altro lavoro. A ciò si aggiunge pure il fatto che molto spesso si lascia una famiglia qui al sud per andare al nord a svolgere questo lavoro e magari in certi momenti, in certe giornate servirebbe il supporto della famiglia vicino per un incoraggiamento, una pacca sulla spalla, e questo magari non è possibile perché magari è la famiglia a chilometri di distanza e non è facile neanche portare su una famiglia perché comunque con uno stipendio non è facile garantire, diciamo,
magari soprattutto se si lascia il sud dove magari già hai una casa, già hai una famiglia impiantata. Quindi insomma sono tutta una serie di valutazioni che poi portano a determinate scelte e sulle quali, ripeto, bisognerebbe riflettere. Sì, a proposito, visto che hai toccato l'argomento appunto che a volte lo stipendio non basta per portare su una famiglia, se uno appunto vince il concorso lo assegnano in un istituto del nord e uno appunto si deve trasferire e poi con uno stipendio chiaramente non riesci a mantenere l'intera famiglia. Ho qua in mano un volantino del SINAPPE che parla appunto di indennità di specificità del corpo di polizia penitenziaria. Il SINAPPE chiede l'estensione della platea dei beneficiari, cioè in pratica questo era era quello il di più che veniva dato a chi appunto lavorava all'interno delle prigioni, cos'era una sorta di penitenziario in più, insomma un riconoscimento economico in più. Appunto io ero convinto che questo in più economico lo prendessero tutti quelli che varcavano la soglia della galera. Invece appunto leggo che in pratica i preposti i coordinatori delle sezioni detentive non usufruiscono di queste indennità di specificità. Io ero convinto che per chiunque, cioè, ma non solo per... È un'assurdità, sì, è vero. Io ero convinto che non solo gli agenti che stanno nelle sezioni, ma anche i graduati, ma anche il personale civile, anche per dire gli educatori, i psicologi, quelli l'indennità la penitenziaria, insomma, la pigliavano anche loro. Invece scopro che non è così. No, perché c'è questa ulteriore indennità di specificità, si chiama, sì, che viene data a quel personale che vive con la presenza costante del detenuto. Quindi magari si ragiona sul fatto che il collega che sta in sezione, poiché sta 6 ore, 8 ore, con una presenza continuativa di detenuti, gli viene assegnata questa presenza, questa indennità, mentre magari il preposto, il coordinatore, anche la sorveglianza generale, che non ha la presenza fisica tutte 6 ore, tutte 8 ore continuativa di sorveglianza del detenuto, a loro non spetta. Ma questo non vuol dire niente, perché comunque sono responsabili di tutto quello che accade. In qualsiasi momento possono essere chiamati a dirimere un evento critico oppure a dare delle disposizioni. Perdonami quindi, Pasquale, ma questa particolarità è sempre esistita o è scattata? Cioè questa è un'ulteriore indennità che si chiama indennità di specificità, che è stata prevista dall'ultimo contratto. Così quello del 2022. È una cosa in più che viene data, che è stata prevista per chi ha contatto con il detenuto praticamente. E però ovviamente tu non puoi darla soltanto alla gente che sta nella sezione col detenuto, perché comunque anche il preposto che sta all'interno del reparto vive le stesse problematiche della gente con il detenuto, e la stessa cosa all'ispettore, il coordinatore, che deve risolvere i problemi a cui è chiamato a rispondere. Comunque si accolla la responsabilità di tutto quello che accade. Quindi a nostro avviso non è giusto, è giusto che questa indennità sia estesa anche a queste figure molto importanti, perché si fanno carichi della responsabilità delle decisioni. Sì, anche... Oggi in un istituto prendere una decisione in una frazione di secondo a volte non è facile, perché poi dopo col senno del poi tutti siamo bravi a dire ma dovevi fare così, ma dovevi fare così è sbagliato. No, anche perché è un rischio, perché se tu prendi la decisione che provoca qualche problema, tu alla fine poi ne paghi anche le conseguenze. Esatto, quindi molto spesso tu devi pensare a questo, prima di prendere una decisione, devi a riflettere, e magari tra due mali devi scegliere il male minore. Ma perdonami, ma chi piglia queste decisioni? Il legislatore che si inventa queste cose, ma un giorno in galera è passato a vedere com'è la questione, si è informato su come la vita o no? Cioè, ma come fanno a prendere certe... Cioè io dico, se io fossi, che ne so, alla sorveglianza generale, se fossi un ispettore, e appunto subissi il pregiudizio di non poter avere questa indennità appunto di specificità, io appunto quando succede qualche cosa, come io devo intervenire dove succede un problema essenziale, io non ci intervengo, perché Hai colto proprio qual è il problema, questo è il nocciolo del problema. Giustamente poi una persona si demotiva, perché nonostante io mi carico sulle spalle la responsabilità di tutto quello che avviene,
devo risolvere i problemi magari di un istituto oppure di quel reparto, sì. prendere decisioni che mi possono comportare anche successivamente, perché non procedo ovviamente disciplinare se mi va bene o penale se mi va peggio, ovviamente perché non devo essere considerato a pieno titolo titolare di questa indennità. E io mi metto nei panni della gente che sta in sezione, no? Che appunto in pratica dicevo, io se sto qua a me mi danno 5 euro di più, per dire all'assistente, all'ispettore, invece noi praticamente questo, cioè se succede un evento critico potrebbe appunto anche non rispondere di conseguenza. Ci sono tanti agenti che allora o riescono ad imboscarsi allo spaccio o o al centralino o alla porta carraia, dico sai che c'è, allora io o vado là o se no piuttosto mi dimetto, oppure piuttosto invece che fare l'agente della polizia penitenziaria, se mi danno il posto vado a fare il bidello. È vero, è verissimo questo, perché molti cercano una via d'uscita. Infatti sono tantissime le domande da parte degli agenti che fanno servizio nelle sezioni, di uscire dalle sezioni, e aderiscono a questi interpelli per la mobilità interna, magari per andare in un ufficio. Certo. Perché tu sai benissimo che il carcere è fatto anche di tantissimi uffici di gestione sia amministrativa ma anche operativa, non solo l'ufficio matricola, l'ufficio servizi, la segreteria, come anche al nucleo traduzioni. Molti aspirano ad andare al nucleo traduzioni perché è vero che comunque tu lavori col detenuto, però comunque è un lavoro completamente diverso da quello che stare rinchiuso 8 ore all'interno di una sezione. E quindi è vero, però il problema è un altro, che per riuscire ad arrivare in un ufficio oppure magari al nucleo traduzioni servono determinati requisiti, che il più delle volte è il requisito dell'anzianità, e molto spesso ci vogliono molti anni prima di riuscire. Sì, no, ma al di là di questo, è vero, cioè per arrivare a certi livelli, cioè in certi uffici ci vuole anche tanto tempo, ma io ho una certa idea di quello che è l'esercito. L'esercito è fatto di soldati, di graduati e di ufficiali, no? Dico, qua se tutti vogliamo fare i generali o i colonnelli o i capitani, è chiaro che se poi mancano i soldati, come appunto non ci può essere un esercito fatto solo di soldati e basta. Cioè è possibile che questo Stato non riesca appunto ad afferrare il DAP, ma a monte di tutta questa cosa qua ci dovrebbe essere il DAP, no? Cioè il DAP dovrebbe prendere e dare la giusta indicazione al legislatore o comunque a chi, al ministro che approva o applica certe cose, cioè di fare un passaggio anziché un altro. Cioè, io veramente farei fare almeno una mesata di galera a tutti, cioè nel senso gli farei provare il brivido di fare, non so, una mesata in sezione come agenti, insomma, non come detenuti. Io tante volte lo consiglio, appunto. Io spesso e volentieri ho a che fare con studenti che studiano giurisprudenza e dico, signori, andate a visitare anche le prigioni, comunque informatevi, documentatevi, studiate anche quello che è il diritto penitenziario, perché il diritto penitenziario è un settore che forse viene anche poco guardato, perché pensano appunto che i futuri avvocati pensano che da chi sta in galera più di tanto non può percepire, no? A livello economico. Però appunto uno secondo me dovrebbe conoscere proprio tutto il contesto. Infatti quando si parla di lavoro pubblico c'è il discorso della mobilità, tutti quanti dovrebbero in linea di massima imparare a fare un po' tutti i mestieri che necessitano in un'istituzione. Tu cosa ne pensi come rappresentante sindacale? Anche io credo che servirebbe comunque una sorta di rotazione, soprattutto nei lavori che sono particolarmente gravosi, negli incarichi che sono particolarmente gravosi. Ad esempio nel nostro settore si potrebbe prevedere, ma ci sono alcuni istituti che lo fanno, magari istituti più piccolini, una rotazione del personale tra gli incarichi. Cioè non è detto che uno che lavora in una sezione detentiva particolarmente gravosa, no? Penso chi sta in un'articolazione per la salute mentale, o penso chi sta in una sezione per le malattie infettive, non è detto che debba restare anni e anni in questa sezione. Dovrebbero essere previsti dei meccanismi di rotazione che magari anche ruotando
tra reparti diversi, però magari ruotare da un reparto meno gravoso a gestione meno gravosa ad un altro reparto a gestione più gravosa. Questo potrebbe contribuire a lenire, magari anche se di poco, diciamo il disagio, ma nello stesso tempo darebbe la possibilità a tutti di capire veramente le difficoltà che ci sono in un determinato settore piuttosto che un altro. E di imparare, perché quello che si impara oggi può essere utile domani, insomma. Pasquale, dobbiamo un attimino fermarci perché siamo arrivati alla prima pausa, la prima metà del nostro tempo. Resta con noi. Va bene. Pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà ed è sempre la trasmissione dello Spazio Più in collaborazione col SINAP, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Fino a poco fa, prima della pausa pubblicitaria, ero al telefono con Pasquale Gallo, che è il segretario nazionale della regione Campania per quanto riguarda il SINAP. Adesso ci ha raggiunto anche il mitico Antonio Fellone. Buongiorno e bentornato fra di noi, caro Antonio. Buongiorno a tutti, ciao Mimmo, ne approfitto per salutare Pasquale, lo ringrazio sempre per la disponibilità che dà ad intervenire in radio, ringrazio a Natalia che oggi mi ha apostrofato con un epiteto, è meglio che non ripeto in diretta, grazie sempre. No, non abbiamo, che epiteto ti ha dato? Che ti ha detto? Fatelo dire, va. Hai capito male, ma no! Ma Natalia è una santa. Desaparasitos. Comunque, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al nostro mondo e quindi al Corpo di Polizia Penitenziaria, al SINAP. Buongiorno a te, Mimmo. Buongiorno Antonio. Senti, abbiamo con Pasquale stavamo parlando appunto del volantino, quello che ho scaricato giù dal sito del SINAP sull'indennità di specificità, e appunto abbiamo convenuto che
in effetti è un'ingiustizia. Io È pensavo che opportuno estenderla, assolutamente sì. A me abbia fatto sta richiesta apposta, quindi Io pensavo che fosse, cioè che chiunque varcava il muro, diciamo la porta, quella che dà l'accesso alla prigione, alla galera, usufruisse di questo beneficio e di no, questo. diciamo che no, Mimmo, però diciamo che è giusto riconoscere a chi lavora in prima linea a contatto con i detenuti un qualcosa in più, perché comunque è la parte più dura e difficile del nostro lavoro. Sì, però, però fra la Tutto è gente. duro e tutto è difficile, però comunque quando hai a che fare con la popolazione detenuta ci sono responsabilità in più e poi è una sorta di incentivo. Quindi tutti coloro che hanno a che fare con la popolazione detenuta è giusto che gli venga riconosciuto un qualcosa Sì, in più, perché veramente e non solo, fanno. Antonio, non solo la gente che sta in sezione, ma anche appunto i graduati, gli ispettori, tutti, cioè tutti quanti. Appunto, Sì, tutti sì, coloro sì. che hanno a che fare con la popolazione detenuta, perché ci lavora il collega in sezione, ma c'è l'ispettore che fa la sorveglianza generale, c'è il capo reparto, c'è il collega che fa servizio ai reparti colloqui che comunque ha a che fare tutti i giorni con i detenuti, poi la matricola già ieri riconosciuta, siamo tutti coloro che comunque hanno a che fare con la popolazione detenuta, quindi è giusto così, è giusto estenderla. Posso fare il solito provocatore, io sono un provocatore nato, ma e questa richiesta è stata fatta solamente dal SINAP, gli altri sindacati che cacchio stanno a fare? Vabbè, tu sai bene che noi parliamo e rispondiamo solo per ciò che facciamo noi e sai bene soprattutto che noi nel quotidiano non ci fermiamo mai perché cerchiamo sempre comunque di portare benefici ai nostri colleghi, tutti, alla polizia penitenziaria tutto, perché poi quando ottieni un qualcosa non lo ottieni solo per gli iscritti al SINAP ma lo ottieni per tutto il corpo di polizia penitenziaria, quindi siamo sempre sul pezzo e cerchiamo, ripeto, di portare il meglio e Pasquale ne sa qualcosa perché comunque guai a fermarsi, da parte nostra non c'è stata mai assolutamente la volontà di pensare ad altro. Il nostro volere e dovere, come dico io, è quello comunque di cercare ogni giorno di lottare per i colleghi che comunque lavorano e indossano la nostra divisa e fanno veramente una marea di sacrifici. Le colleghe e i colleghi, ti invito a ricordare anche la parte femminile del vostro corpo. Vabbè, io quando dico colleghi per me sono tutti, non faccio distinzione di sesso, però se tu vuoi ti dico le colleghe, le donne e gli uomini appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. È meglio farlo anche perché io ho assistito su un Facebook una discussione fra la presidente della Camera che appunto si incacchiava perché appunto c'era un deputato che invece che chiamarla perché la chiamava presidentessa lei non voleva, insomma, vabbè. Noi invece qua da questa radio rispettiamo appunto e sottolineiamo quello che appunto sono le varietà di generi che ci sono, perché appunto anche nella polizia penitenziaria ci sono le donne, ci sono gli uomini, ci sono quelli che si occupano degli adulti ma anche quelli che si occupano dei minori e comunque appunto sono anni che noi appunto diciamo che chiunque lavora in questo settore, sia che lavori nel settore per gli adulti che i minori, veramente vive un sacco di problematiche, vive un sacco di disagi e per cui lo Stato tante volte non è proprio così riconoscente. Ne convieni anche tu, Antonio Fellone? Diciamo che come abbiamo già detto in passato, io volevo dire un'altra cosa per collegarmi a quello che hai detto tu, con la nuova legge di bilancio comunque sono state date ulteriori ci sono ulteriori novità per i poliziotti, soprattutto per coloro che hanno figli, sono stati comunque invito tutti i colleghi che ci stanno ascoltando e sono interessati ad andare sul sito del SINAP o sui vari social perché c'è una locandina dove specifica un attimo il tutto quello che è stato previsto perché ci sono dei cambiamenti in positivo, quindi dal congedo parentale alla malattia del figlio o adozione, affidamento, sono stati aumentati un po' tutti, diciamo, tipo il congedo parentale passa
da 12 a 14 anni, quindi è stato dato un qualcosa di più ai poliziotti, come la malattia del figlio da 8 a 14 anni, i giorni passano da 5 a 10 giorni, quindi ci sono tante novità e invito a coloro che sono interessati di visitare il sito oppure i vari profili social e trovano queste novità previste dalla legge di bilancio. Quindi dai, si sta facendo tanto. Mi sono collegato a quello che dicevi tu, che negli ultimi anni fortunatamente abbiamo avuto questo governo che non ha mai abbandonato le forze di polizia, nel nostro caso la polizia penitenziaria, perché l'abbiamo ripetuto 1 milione di volte, tra le migliaia di assunzioni, la previsione di direttore e comandante per ogni istituto, il riempimento della pianta organica relativa ai funzionari giuridici pedagogici, in barba a coloro che dicono che è un governo di destra e quindi non pensa ai detenuti, non pensa al trattamento. Assumere i funzionari giuridici pedagogici, per chi non lo sapesse, sono i vecchi educatori, vuol dire che un occhio di riguardo c'è anche per il trattamento, quindi è stato fatto tanto e non è mai successo che è stato firmato un contratto e si va in chiusura anche del prossimo triennio e già sono iniziate le trattative, quindi credo che prima della chiusura della legislatura si vada alla firma del rinnovo contrattuale. E Pasquale lo sa, Pasquale, prima per chiudere un contratto in quanti anni, e soprattutto ti davano 4 soldi ma con arretrati anche di 3, 4, 5 anni, sbaglio? È verissimo, si firmava un contratto quando già doveva essere firmato quello successivo, quindi praticamente con degli arretrati assurdi. Appena si firmava un contratto già si percepiva l'indennità di vacanza contrattuale per quello successivo, perché nel frattempo già era scaduto. Quindi adesso invece effettivamente si stanno accelerando i tempi, ed è giusto che sia, perché dobbiamo recuperare il tempo per tutto. E quindi spero che si prosegua così, in modo tale da azzerare proprio il gap e riuscire a firmare i contratti l'anno in cui scadono e non magari dopo 20 anni. Esatto. Quindi effettivamente su questo condivido quello che dice l'amico Antonio, che saluto, e che effettivamente un passo avanti è stato fatto da questo punto di vista. Antonio, io volevo chiedere a Pasquale appunto qual era la situazione degli istituti penitenziari in Campania, se c'è anche in Campania qualche istituto che rischia di vedersi sequestrare e chiudere sezioni, come è successo a Sollicciano. Come siete messi in Campania, Pasquale? In Campania il problema della Campania, ripeto, è più il sovraffollamento che le strutture. Certo, ci sono degli istituti con delle strutture fatiscenti, però effettivamente bisogna anche dire che uno degli istituti più vecchi, che è quello di Poggioreale, sta procedendo man mano alla ristrutturazione di tutti i padiglioni. Attualmente, ad esempio, in fase di ristrutturazione il padiglione detentivo Napoli, che conta circa 300 detenuti. Quindi comunque effettivamente si è proceduto man mano alla ristrutturazione dei padiglioni più vecchi. Altri padiglioni nuovi sono stati costruiti nel corso del tempo all'interno degli istituti penitenziari. Quindi diciamo che la manutenzione nei limiti del possibile viene fatta, ma il problema grosso è il sovraffollamento. Quindi più affollato il carcere, più sono affollate le sezioni, più sono affollate le celle, e ovviamente più necessitano di una manutenzione ordinaria, costante e continua, al di là di quella straordinaria. Certo. E credo che tutto qui il problema fondamentale sia questo. Adeguare gli istituti al numero di detenuti presenti non è facile, richiede uno sforzo enorme, ma che però va fatto gradualmente, perché siamo rimasti molto indietro, ma va fatto per la serenità, al di là per i diritti dei detenuti, ma per i diritti anche di chi ci lavora, perché lavorare in ambienti di lavoro salubri è un diritto del lavoratore, oltre che un dovere del datore di lavoro. Certo. Quindi questa è una cosa su cui battono molto, anche io leggo di tutto, leggo appunto messaggi su Facebook, sui vari WhatsApp, sia che riguardano appunto gli operatori, chi nelle prigioni ci lavora, sia che appunto chi si è costituito un'associazione a favore dei detenuti, no? E tante di queste associazioni che appunto si occupano degli detenuti stanno appunto cominciando a dire, cioè qua non è solo un discorso dei detenuti, ma anche appunto
dei detenenti, cioè di chi lavora, degli operatori della polizia penitenziaria. Cioè qua deve essere chiaro che il problema che si vive ogni estate deve essere risolto, cioè non possiamo aspettare che qualcuno muoia a seguito appunto del caldo soffocante, perché ci sono certi istituti in cui in certi istituti vengono raggiunte certe temperature che se uno poco poco è debole di cuore ci rimane. E penso che insomma una soluzione vada fatta, soprattutto, ripeto, per chi poi ci lavora, perché non si può sentire che uno esce la mattina per andare a lavorare e poi avere appunto problemi a tornare a casa, oppure può addirittura non tornarci, perché è successo. Avete avuto anche tanti lutti di vostri colleghi che appunto ci sono rimasti appunto proprio a seguito di quello che sono le condizioni appunto nelle sezioni, nelle prigioni, insomma, o sbaglio? Chi dei due mi risponde? Vai Pasquale, vai. Sì, effettivamente è importantissimo, no? La sicurezza sul lavoro, sugli ambienti di lavoro, valutare i rischi da parte del datore di lavoro di quello che può essere, al di là dei rischi normali del nostro lavoro, ma dei rischi collegati agli ambienti di lavoro, deve essere l'obiettivo prioritario dei datori di lavoro, così come formare i lavoratori, quindi gli agenti, a conoscere quali sono i rischi e ad evitarli. Effettivamente molto lavoro è stato fatto e tanto altro se ne fa ancora, perché in effetti i rischi del nostro mestiere, più che legati alle strutture, ci sono anche rischi legati alle strutture, ma ci sono dei rischi legati, posso pensare, immagino ad esempio al rischio biologico. Certo. Non so, un detenuto che magari si taglia il contatto con il sangue, Certo. Oppure il contatto con un detenuto che magari infetta in una sezione di malattia infettiva, oppure a seguito di un'aggressione si può sviluppare qualche patologia infettiva. Insomma, su questi rischi l'utilizzo corretto dei DPI, dei dispositivi di protezione individuale, che a volte mancano e molto spesso il personale non li sa usare. Ultimamente il personale, ad esempio, è stato fornito dei guanti antitaglio, cosa che prima non avevamo. Insomma, sono tutte cose che aiutano ad innalzare quella che è la sicurezza sugli ambienti di lavoro, che deve essere appunto un obiettivo fondamentale, perché se un ambiente di lavoro è sicuro ne guadagna tutto il sistema, perché l'operatore, lavorando in sicurezza, lavora anche più sereno. Certo. Effettivamente. E non ci dimentichiamo che eventuali patologie che magari un dipendente può incorrere al lavoro le può trasmettere anche all'esterno, alla sua famiglia. Quindi bisogna avere gli occhi aperti, bisogna stare sempre in guardia e molto attenti da questo punto di vista. Certo. Antonio Fellone, tu che molto diplomaticamente passi la risposta a Pasquale, tu invece che dici? Ma Mimmo, ascoltami. Pronto? Sì. Ti stiamo ascoltando. Poi, Antonio? È cascato Antonio? È cascato Antonio. Vediamo di ricongiungerci subito con Antonio. Pasquale, Sì. una domanda. Qual è il peggio sistemato di carceri in Campania? Qual è quello che sta peggio? Ma io direi peggio, più che altro il meno nuovo. Tutti i carceri, siamo Poggioreale, ma sta peggio dal punto di vista che è una struttura più antica, vecchia di tutte. sì. Però ripeto, ultimamente sono stati fatti lavori di ristrutturazione che, per quello che è possibile, lo stanno migliorando. Però immagino che Poggioreale, ad esempio, ha ancora le celle grandi, i cameroni, i cosiddetti cameroni. Esatto, i cosiddetti cameroni, mentre invece, ad esempio, il carcere di Secondigliano, che c'è più nuovo e risale agli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, è una struttura più nuova in cemento armato che prevede massimo 2 detenuti per stanza. Quindi insomma, bisogna comprendere che magari una cosa è gestire la vita detentiva di detenuti che ne sono 2 in una stanza, una cosa è gestire la vita detentiva di detenuti che ne sono 6, 7, 8, a volte anche 10 in una sola stanza. Quindi anche problemi di convivenza in cella vengono affrontati meglio, certo, rispetto a istituti
istituti dove questo non è possibile fare. Però d'altronde quando ti portano il detenuto, te lo arrestano, te lo portano in una casa circondariale come magari quella di Poggioreale, non è che lo puoi rimandare indietro, comunque te lo devi prendere. Certo. Così magari si aggiunge un'altra branda all'interno della stanza. Ovviamente poi dopo ci saranno gli sfollamenti, si trasferiranno i detenuti in sovrannumero, però queste sono operazioni che non finiscono mai, continueranno sempre, perché purtroppo quotidianamente c'è il meccanismo, come si dice, no? delle porte girevoli, i detenuti che entrano, poi magari escano, poi dopo magari rientrano, e si vive questo continuo sovraffollamento. Che è un po' quello che succede perennemente a Canton-Mombello, luogo di lavoro del nostro Antonio, che l'abbiamo recuperato. Ci sono, eccomi, ci sono. Che appunto in pratica è il solito via vai che succede appunto un po' dappertutto. Che mi il trasferimento in contemporanea di ben 126 detenuti che sono stati tutti quanti portati dell'alta sicurezza, tutti quanti portati a Vigevano. Che mi dite di questa operazione, che appunto è stata conclusa senza colpo ferire? Ho letto appunto che in pratica è stata un'operazione condotta da manuale, ma e che è diventato così problematico trasferire qualche centinaio di persone da vari posti in un'unica struttura? Una volta gli agenti di custodia, c'era il nucleo di traduzione dei carabinieri che faceva queste cose qua prima, ma poi appunto quando tutto è passato alla polizia penitenziaria mi pare che erano operazioni abbastanza normali, di normale routine. Adesso io invece ho letto che è quasi stata come una cosa eccezionale. È possibile che siamo arrivati a questo livello qua? Perdonami se ti interrompo, però sì, un conto è spostare detenuti comuni, un conto è spostare detenuti comunque alta sicurezza. Qua parliamo di detenuti al 41 bis, detenuti con reati e fine pena mai. E quindi è stata veramente una grandissima operazione. Io faccio i complimenti al direttore del GOM, il dirigente, il dottor Silvio Gallo, e a tutti coloro che hanno partecipato e ideato questa operazione. Non era assolutamente facile, perché ti ripeto, non è che stai spostando detenuti comuni, quindi lo facciamo tutti i giorni, quindi poco cambia, ma qui stiamo spostando comunque persone appartenenti alle varie organizzazioni, Camorra, 'Ndrangheta, mafia, gente di peso. Quindi ripeto, non era facile e hanno fatto veramente un grandissimo lavoro, e ciò comunque comporta veramente un gran numero di recuperi di posto per detenuti comuni, perché comunque c'è stato un riassetto, una riorganizzazione, l'apertura di alcuni reparti per il 41 bis, e ciò ha fatto recuperare un bel numero di posti detentivi. Quindi ecco, queste sono le soluzioni per il sovraffollamento, ma non indulto, amnistia o altro che sento invocare in giro. Quando tu sposti poco più di un centinaio di persone, cioè che risolvi? 180, Mimmo, però come ti ripeto, e che risolvi? non sono detenuti comuni, quindi cosa accade? Che quando tu hai un reparto con detenuti al 41 bis, magari un reparto dove potrebbe contenere, sto a fare un esempio, 50 detenuti comuni, ne contiene magari 10 al 41 bis. Quindi se tu sposti questi 10 al 41 bis recuperi 50 posti, 40 in questo caso, la matematica non è un'opinione, da poter destinare ai detenuti comuni. Ecco, questa è la differenza. Però come personale, per chi si occupa per esempio di chi sta al 41 bis, è un personale dedicato, perciò non è che se tu sposti una sezione di detenuti... Io parlavo il recupero dei posti detentivi, Mimmo. Parlavo del recupero dei posti detentivi, visto che c'è sovraffollamento, quindi tu recuperando, 4, 5, 600 posti, comunque vai a sfoltire altri istituti e puoi trasferire i detenuti comuni in quei reparti, in quegli istituti, capito? Che fino ad oggi erano dedicati e destinati ai detenuti al 41 bis, detenuti di alta sicurezza in generale, 41 bis no. Vabbè,
dove comunque c'è sempre il personale del GOM che Sì, sì, infatti. Per chi non sapesse cosa è il GOM, è il gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria che si occupa proprio di gestire detenuti a regime di 41 bis, ma di alta sicurezza in generale. Ti faccio un'altra domanda. Quante fughe ci sono da parte degli operatori del GOM dopo un po' che stanno lì? Cioè, uno che entra nel GOM, se non riesce a reggere il peso dell'impegno, quant'è la percentuale di quelli che vanno al GOM? Ma guarda Mimmo, non è una questione di fuga, non c'è proprio tutto sto fatto di voler scappare. Lì poi è un lavoro molto particolare, delicato, e soprattutto fai orari completamente diversi rispetto a se tu facessi servizio in qualsiasi altro tipo di istituto. Quindi non è una questione di scappare o meno, è una questione che magari c'è qualcuno che arriva, pensa a una cosa e si ritrova tutt'altro, e quindi chiede di rientrare nell'istituto di provenienza. Però no, guarda che c'è ambizione ad andarci al GOM, non è proprio così, anzi oggi si entra con l'interpello, escono degli interpelli, partecipano tantissimi colleghi, poi c'è una selezione e va a fare servizio al GOM, non c'è proprio tutta questa fuga, diciamo. Antonio, ti ho fatto apposta una domanda del genere, un po' così provocatoria come al solito mio, proprio appunto per capire anche se fra i tanti che decidono di fare il lavoro come il vostro, appunto, se fra questi tanti ci sono anche quelli che appunto sentono di impegnarsi in questa maniera più particolare, perché poi non è che c'è solo il GOM, ci sono anche altre specialità, vero? Assolutamente no? Sì, noi l'abbiamo sempre detto, Mimmo, soprattutto, ripeto, e non voglio essere ripetitivo, negli ultimi anni il nostro corpo è cambiato tantissimo perché c'è stata la previsione di tantissime specializzazioni. Ma il GOM esiste da un po', però è stato istituito il GIR, è stato istituito il GIO, il gruppo intervento operativo, il GIR e il gruppo intervento regionale, cioè sono nate altre specializzazioni. Comunque il nostro corpo ha subito comunque un cambiamento assolutamente in positivo, e non sei più quello che apre e chiude una cella, ecco, come è nell'immaginario magari di tante persone che non conosce il nostro mondo. Adesso hai tantissime opportunità. Sbaglio, Pasquale? No, è così, è vero. Adesso c'è un ventaglio di scelta maggiore rispetto a tanti anni fa. Adesso i colleghi che magari preferiscono l'ambito operativo, l'ambito alta sicurezza, girare tra gli istituti, così come fanno il personale del GOM, no? Non restare fisso una vita all'interno dell'istituto, ma magari girare più istituti a gestire detenuti particolari come quello 41 bis, rappresentano un ventaglio di scelte che è offerto al personale di polizia penitenziaria, ovviamente che deve essere adeguatamente formato, perché questi sono gruppi operativi che richiedono un adeguato livello di preparazione. E ultimamente stiamo assistendo anche a ragazzi giovani che magari ambiscono ad accedere a questi gruppi e che svolgono egregiamente il loro lavoro. Un esempio è stato proprio l'operazione che è stata fatta di trasferimento a Vigevano, dove si è dimostrata una grande professionalità. Mi associo ad Antonio ai complimenti fatti a tutto il personale del GOM che ha gestito questa operazione e coordinato questa operazione, che non è un'operazione per niente facile, vista la particolarità dei detenuti gestiti. E per quanto riguarda le specializzazioni del corpo, abbiamo fatto dei grossi passi avanti rispetto a tanti anni fa, dove eravamo relegati esclusivamente ad avere la chiave in mano all'interno della sezione detentiva. Per fortuna questo ci dà, oltre a darci visibilità, ci dà anche la possibilità di poter aspirare a qualcosa, a favorire le legittime aspirazioni del personale, magari ad emanciparsi all'interno del nostro lavoro. Insomma, comunque, in poche parole, chi entra nella polizia penitenziaria oggi deve lavorare e lavorare. Quello è sicuro. Non pensarsi ad andare a fare un lavoro tranquillo ed aspettare il 27, perché non è più così. Ma esistono ancora i lavori tranquilli? Secondo me ogni lavoro è a sé, ogni lavoro
comporta dei sacrifici nessuno ti regala nulla. Però Mimmo, come abbiamo sempre detto, quando ci metti passione, voglia e ti piace, ti pesa molto, ma molto di meno. Certo. Se lo fai contro voglia, non ti piace, non ci metti passione, diventa un macigno. Certo. Vabbè, gentilissimi Antonio e Pasquale, siamo arrivati al termine del nostro tempo, perciò invito prima Pasquale a fare i saluti e poi il solito Antonio Fellone. Vai Pasquale. Un saluto, non dico un caloroso abbraccio perché già fa caldo, quindi un stretto abbraccio a tutti voi di Radio Libertà e a tutti quelli che ci seguono, con la speranza di risentirci e magari di vederci da vicino presto. E per chi dovrà magari godersi le ferie, parlo di tutti i colleghi, adesso siamo in piano ferie, vacanze, auguro buone vacanze a tutti coloro che si accingono ad andare in vacanza. Un abbraccio a tutti. Grazie Pasquale Gallo, grazie. Antonio, a te l'ultima parola. Sì, Vai. Io volevo intanto ringraziare veramente tanto Pasquale, perché comunque ci dedica sempre tempo, a me fa piacere sentirlo, chiamarlo, mi fa piacere quando interviene perché fa degli interventi sempre molto molto profondi e intelligenti. Mi associo al saluto di Pasquale. Mimmo, buon weekend a tutti coloro che ci ascoltano, noi ci vediamo come sempre, ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ringrazio a te Mimmo, sempre preciso e puntuale, veramente sei un pilastro. Salutiamo l'assente della giornata. Salutiamo assolutamente Federico, che sicuramente sentiremo venerdì prossimo. Grazie a Natalia, grazie a Radio Libertà e come dico sempre, viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP e buona giornata a tutti. Restate su Radio Libertà e ascoltate quelle che sono le trasmissioni che proseguono. Ciao a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.